Il risultato della partita di calcio Marsala-Licata che si è disputata domenica scorsa, vinta per 1-0 dai gialloblu di Lillo Bonfatto grazie alla rete messa a segno da Manfrea al 35esimo della ripresa, non è stato omologato dal giudice sportivo a seguito del ricorso pronunciato dalla società trapanese che si è appellata al quarto comma dell'articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva. Tutto nasce secondo il Marsala Calcio nella posizione regolare del portiere del Licata, Federico Valenti, che non avrebbe scontato la qualifica in quanto la gara tra il Licata e San Vito Lo Capo non si è conclusa e ancora non omologata dal giudice sportivo, per cui il Marsala si affida all'articolo 21,4 del regolamento. La società gialloblu replica e ribadisce la piena regolarità dell'utilizzo del portiere. La società si sente in una botte di ferro e crede di avere completamente ragione. I ricorsi si possono sempre presentare, ma noi ci sentiamo tranquilli per due motivi. Conosciamo le regole, sono studiate, abbiamo un direttore che su queste cose penso sia il top per la categoria e non solo. Il giallo, insomma, verrà chiarito a giorni dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti. Intanto il giudice sportivo ha deciso di sanzionare entrambi la società con una multa di 500 euro a testa per avere i rispettivi sostenitori lanciati oggetti mortaretti e bombe carta verso i sostenitori della squadra avversaria, provocando la sospensione della gara per circa 30 minuti. Così come, oltre alle varie ammonizioni, sono state inflitte 2 giornate di squalifica all'attaccante gialloblu La Piana. Vediamo adesso le interviste del post partita agli esponenti del Licata Calcio. Mister, 3 punti pesanti davvero come un macigno, 3 punti pesantissimi, ci sono vittorie e vittorie, questa pesa per la classifica, per l'economia del campionato, per il morale, praticamente per tutto. Inutile nascondere una vittoria importantissima voluta con una costruzione importante, con una manovra importante, con la voglia, con l'unione di un gruppo veramente straordinario. Intanto sapevamo che affrontavamo una squadra che aveva solo un risultato se voleva aprire il campionato, però noi siamo venuti qui per giocarci la nostra onesta partita che abbiamo fatto sempre, sapendo le difficoltà che poteva dare questa squadra, però devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano sotto il piano dell'agonismo, sotto il piano della determinazione, sotto il piano del gioco, sotto il piano, voglio sottolineare, dell'atteggiamento e soprattutto allora, io dico sempre a questi ragazzi che si sono cuciti addosso questa maglia e lo dimostrano ogni. Il gol è più pesante, potrebbe essere determinante per il campionato, Vincenzo, straordinario. Qui ci sono i sostenitori del Licata che sono venuti in massa, grande soddisfazione sbancare Marsala. Sì, sono contentissimo perché questo gol penso che potrebbe significare la fine del campionato dove ci ritiene vincitori. Sono contento pure perché da un bel po' che segnavo e ho scelto la partita più giusta, più bella dove fare gol. E sono veramente felice perché ci sono stati dei momenti dove ho sofferto tanto, però sì, sei il giocatore più bello dalla terza categoria alla Serie A. La gioia. Grazie alla mia famiglia che mi è stata sempre vicino, non ho mai mollato e oggi sono stato ripagato. La dedica per il gol. La dedica a mia moglie, ai miei figli, mio padre, mia madre, tutti i miei familiari che mi. Presidente, si vive per queste giornate, chi fa calcio lo fa anche e soprattutto per queste giornate, inutile nasconderlo, è così perché la gioia che può regalare una vittoria come questa ripaga anche di tanti sacrifici, non è una vittoria come le altre, è giusto sottolinearlo, una vittoria importante costruita con il gruppo, con l'unione, con i sacrifici, con la voglia di farla. Allora, intanto grandissimi complimenti ai nostri ragazzi, allo staff tecnico e proprio a tutti quanti i giocatori, ai tifosi che sono stati meravigliosi, che sono venuti fino a qua. E sì, è stata una grandissima vittoria. Ancora non c'è la matematica, quindi diciamo, teniamoci alti nella concentrazione. E poi, se mi permettete di dirlo, probabilmente a inizio campionato ritengo che siamo stati un pochino così, non siamo stati presi nella giusta considerazione. Onore sicuramente a tutti gli avversari che sono stati, e sono tuttora, importanti e
molto combattivi. Però detto questo, mi sembra che questa è la nona vittoria fuori casa, adesso non ricordo con esattezza, comunque insomma credo che per i punti fuori casa, se non è il record, poco ci manca. Ritengo che bisogna fare veramente grandi complimenti, ancora manca la matematica, però grandi complimenti a questo gruppo, a questa squadra, e torno a ripetere, magari all'inizio forse, come si dice, un po' più in considerazione dovevamo essere presi. Non sto parlando chiaramente di chi è che ci segue, dei nostri, diciamo, sostenitori, però insomma comunque grandi meriti per la squadra. Evidentemente abbiamo saputo lavorare.